Emergono nuovi particolari sull'incidente avvenuto venerdì scorso alle acciaierie venete di Corso Francia. Le scorie dell'acciaio fuso sono venute a contatto con l'acqua e l'esplosione, che si è immediatamente verificata, è stata potentissima, tanto da inclinare una lastra d'acciaio di 30 tonnellate. Sul fronte giudiziario probabilmente ora verrà nominato un perito che dovrà ricostruire come è organizzato il lavoro in quel capannone e quali sono le procedure seguite dai lavoratori, basandosi sulle testimonianze ma anche sulle immagini del circuito di videosorveglianza messe subito a disposizione dall'azienda. Indagato è il direttore dello stabilimento, mentre per l'azienda potrebbe profilarsi una responsabilità amministrativa. Intanto rimane in rianimazione uno degli operai feriti, gli altri invece hanno riportato ferite più lievi e prognosi tra i 5 e i 10 giorni. Il più grave è un 49enne bosniaco che ha riportato ustioni sul 30% del corpo, ma anche alcune fratture, ed è ricoverato, tuttora in prognosi riservata, al reparto grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova.